La Calabria in buona sostanza non è altro che il laboratorio avanzato e negativo di ciò che accade in realtà in tutto il resto del paese. Mauro Francesco Minervino, autore di Statale 18, ti hanno descritto come un antropologo prestato alla letteratura. Tu come ami definirti? Un cittadino italiano che tenta di capire dove va l'Italia e i luoghi in cui vive cosa raccontano. La Statale 18 racconta la Calabria che conosco, la Calabria che è anche il luogo delle mie giornate di lavoro, il luogo delle andate e dei miei ritorni. Ed è un luogo difficile, ma nello stesso tempo è anche l'unico luogo che conosco per vivere. Mi sembra l'unica realtà nella quale tutti siamo chiamati in qualche modo a prenderci delle responsabilità. Questa strada oggi non è più una strada, sono più di 200 chilometri di strada statale, di luoghi completamente abusati e stuprati dal cemento, sono luoghi di una bellezza originaria che aveva qualcosa di straordinario e di fenomenale e che però è stata brutalizzata negli ultimi 20-30 anni dagli abusi, dal cemento, dalla speculazione, dalla cattiva amministrazione. Un pretesto per parlare anche della Calabria, del paese reale e anche del paese nascosto. Cosa emerge da questo tour? Un'idea di comunità che si è via via completamente sfarinata, che si è persa, si è interrotta. La Calabria è mare, risorse paesaggistiche e storiche, ma perché alla fine si finisce per parlare sempre del connubio Calabria e 'ndrangheta? È molto comodo. Le mafie in realtà entrano in tutti gli ambienti, hanno terminazioni capillari in ognuno dei centri di potere, in Italia come fuori dall'Italia. Non accorgersi di questo e fare prima di tutto un torto alla realtà e poi anche fare un torto ai milioni di meridionali per bene, alle persone che continuano a lavorare e a vivere al sud credendo nella legalità e nel progresso civile, nella democrazia. In questi giorni l'arresto di Santi Zappalà con l'accusa di voto di scambio, abbiamo visto le immagini di tutti questi politici che visitavano la casa di Giuseppe Pelle anche alla luce del sole. Com'è possibile che ci sia ancora una collusione così ostentata quasi, che non venga neanche nascosta? Che la politica si metta sotto scopa dei poteri criminali immediatamente dice anche della fragilità del sistema politico. In Calabria paradossalmente si vince più o meno con il 60, 62, 65%, sia che vinca il centrosinistra o che vinca il centrodestra. Quindi questo significa evidentemente che la gran parte dei voti è spostata da centrali che non hanno molto a che fare con i poteri legali, ma piuttosto con i poteri criminali. Tu hai scritto un altro libro, La Calabria brucia, con un titolo anche abbastanza forte, utilizzando questi roghi come archetipi. Archetipi di cosa? Sono gli archetipi di una Calabria premoderna. Uno dei grandi elementi di comprensione del sud è come trattiamo le cose, come trattiamo la terra. Se bruciamo i boschi, in qualche modo simbolicamente bruciamo anche una parte di noi stessi, una parte del nostro corpo sociale. Denuncia come messaggio, come speranza anche. Si deve ricominciare dalle parole, perché noi abbiamo ascoltato e ascoltiamo molte parole vuote di significato al sud, gli sproloqui dei politici, i cattivi maestri, la propaganda della mafia che è insidiosa e sotterranea, ma è anche fatta di parole, di ideologia. C'è un'altra idea del sud che può venire avanti proprio attraverso la letteratura, attraverso le testimonianze. Quanto è pericoloso denunciare questi problemi in Calabria? Mai avuto minacce? Il tentativo è sempre quello, il tentativo mafioso che tra l'altro in questo caso è portato avanti da una mafia diversa da quella violenta, la mafia dei colletti bianchi, della comunicazione, quella che mette fuori gioco appunto gli intellettuali scomodi. Il tuo libro, come tutti i libri di denuncia, così come è successo a Saviano con Gomorra, ha suscitato molto scalpore. Credo che dal sud non si debba più fuggire, si può andare via, è giusto farlo, ma deve essere una scelta libera, non deve essere più una maledizione. I giovani devono cominciare a credere in se stessi e soprattutto devono credere nelle cose che fanno, puntualizzare anche con forza, con la forza delle loro proteste, con una forza ideale, anche espressa democraticamente, è ovvio,
quanto i loro diritti siano fondamentali.